Riccardo Casini, centrocampista della Torres, mancano pochissime giornate alla fine di questo campionato, intanto come avete affrontato queste 2 settimane di sosta? Queste 2 settimane di sosta sono state importantissime sotto l'aspetto del lavoro, abbiamo potuto mettere qualcosa in più sotto l'aspetto fisico per mettere in corpo l'energia per affrontare al massimo le ultime 6 partite e affrontare soprattutto, recuperare le energie mentali che abbiamo perso facendo questa rincorsa per essere al massimo per affrontare l'ultima parte di campionato. Prossimo impegno è il 3 aprile in casa contro il Castialas, bisogna tornare alla vittoria dopo lo stop in attesa di Astrea. Sì, bisogna tornare alla vittoria perché sappiamo che per arrivare nella massima posizione, nella migliore posizione per affrontare i playoff in casa bisogna fare comunque ottimi risultati. Ci sono altri scontri diretti al vertice, quindi sappiamo che non possiamo permetterci passi falsi perché dobbiamo recuperare punti su quelle davanti e dobbiamo vincere assolutamente. Qual è la condizione mentale della squadra? La condizione mentale della squadra è buona, come ho detto prima queste 2 settimane ci hanno dato la possibilità di poter recuperare alcune energie mentali che magari possiamo aver perso in più confronto alle altre squadre dato che abbiamo dovuto rincorrere per tutta la seconda parte del campionato e quindi sicuramente ci serviranno per affrontare al meglio queste ultime 6 finali per noi.